Il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha presieduto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso il comune di Licata. La riunione è stata necessaria per fare il punto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Licata, comune recentemente interessato da fatti di criminalità particolarmente allarmanti anche nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione, come dimostra ad esempio l'aggressione ai danni di soggetti diversamente abili. Alla riunione, che si è tenuta alla presenza del primo cittadino, del presidente del Consiglio Comunale, sono intervenuti, oltre ai rappresentanti provinciali delle forze di polizia, il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante della polizia provinciale, del Libero Consorzio, dei comuni, il cardinale Francesco Montenegro e il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Nel corso dell'incontro, finalizzato a rendere partecipe il sindaco di Licata dei servizi di controllo del territorio che sono stati predisposti e che saranno ulteriormente implementati anche con l'apporto del personale dell'esercito italiano impegnato nell'operazione Strade Sicure, il prefetto, nel sottolineare la potenzialità delle risorse offerte dal territorio licatese, ricco di attrattive paesaggistiche e caratterizzato da belle spiagge, ha tuttavia espresso una viva e forte preoccupazione per le condizioni del tessuto sociale, che sembra non avere gli anticorpi necessari per reagire alle situazioni di degrado e illegalità diffusa. Il prefetto ha sottolineato inoltre che è forte la presenza dello Stato a Licata e che lavora sotto traccia, ma occorre recuperare una forte collaborazione con la società civile, con gli enti intermedi che devono farsi portatore di valori positivi per il bene della città. Da tutti i partecipanti è stata condivisa l'importanza del rispetto delle fragilità sociali, che meritano un'attenzione e che deve costituire una leva di crescita di una comunità locale, e la necessità di affrontare i fenomeni di disagio sociale con tutte le componenti della società, delle istituzioni, quali la scuola, la chiesa, coinvolgendo anche il mondo del volontariato. Il sindaco, dal canto suo, ha anche assicurato la piena collaborazione del comune nelle iniziative che saranno intraprese per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini. Al termine dell'incontro è stato quindi concordato di lavorare alla sottoscrizione di un documento pattizio, una sorta di patto per Licata sicura, come già avvenuto in altre città, che potrà così consentire una maggiore collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il necessario coinvolgimento dei cittadini nella segnalazione di episodi di reato, anche soltanto di degrado sociale urbano, secondo il modello del cosiddetto controllo di vicinato